Dopo aver steso i fazzoletti che adesso sono qui sopra la caldaia ad asciugare, vi dico che cena che mi sono fatta questa sera. Praticamente questa sera ho preso il pane da hamburger, quello con il sesamo sopra, preso al supermercato. Poi ho preso, sempre dal supermercato, un pollo allo spiedo. L'ho scaldato al microonde. Della carne ho fatto dei pezzettini e poi ho fatto dei pezzettini e ho preso il pane, l'ho tagliato a metà, l'ho messo su una pentola antiaderente e ho rosolato la parte del taglio che si scaldasse sia il pane, ma l'ho anche rosolato. L'ho tolto dal fuoco, ci ho messo subito una sottiletta da un lato in modo che il calore del pane cominciasse a sciogliere la sottiletta. Ci ho messo sopra i pezzettini del pollo allo spiedo, scaldato al microonde. Sopra ci ho aggiunto dei funghi che li ho presi l'altro giorno dal fruttivendolo, quelle confezioni già preparate. Sull'altro lato del pane ci ho spalmato un po' di maionese, salsa tonnata. Ho chiuso il mio panino e me lo sono mangiato ed era veramente buono. Era proprio buono. Adesso ho altri 4 perché il pollo è andato finito perché io l'ho mangiato così con il panino, mentre Davide ha voluto il pollo allo spiedo classico da solo, diciamo. E così adesso ho avanzato solamente che il pane ci devo pensare come utilizzarlo, perché a parte con gli hamburger, a parte che potrei utilizzarlo anche con i petti di pollo e fare il stesso discorso. Quasi ci sto lavorando con che altra carne utilizzare e fare questo esperimento. Adesso sono qui per farmi la doccetta e questa sera volevo farmi il scrub detox della Now Bay. Di questo non ho nessuna maschera, per cui faccio esclusivamente lo scrub.
fatto da Sephora. Mi ci sono volute dal giorno in cui ho fatto la prenotazione online ad oggi 5 giorni. Allora, prima di farvi vedere cosa ho preso, vi faccio vedere che dentro ho trovato questo libricino con degli sconti validi sia a maggio che a giugno, 2 cartoline qui del 20% da Intimissima e questi 2 campioncini. Una è una maschera peel off di Sephora e questa qui è una cremina di Shiseido. Questi invece sono gli acquisti che ho fatto. Allora, questa è la mini retro palette e l'ho presa perché ho visto su internet degli swatch e mi ha incuriosita come colorazioni, per cui ho deciso di prenderla, perché c'è sia il colore da transizione, un colore non troppo scuro perché lo pensavo più scuro da mettere alla fine del trucco, e ci sono questi 3 shimmer. Comunque vedremo nell'utilizzarla come mi trovo. Allora, questa l'ho pagata a prezzo pieno, mentre questi 2 prodotti di Fresh li ho pagati scontati del 20%, ed è anche stato questo uno dei motivi principali per cui ho deciso di fare l'acquisto adesso. È da un pezzo che, da quando è arrivata Fresh, questo marchio da Sephora, mi ero un po' interessata ai loro prodotti e decidere cosa prendere e cosa non prendere. E vista l'occasione del 20% ho deciso di prendere questi 2. Non sono in taglia grande perché della Fresh potete trovare sia maschere che detergenti che loro le chiamano taglie da viaggio. Praticamente questa qui, volevo dirvi la quantità però non la trovo scritta qui in velocità. Adesso, eccola qui. Allora, qui per esempio il detergente sono solo 50 ml in questo caso, ma è la taglia giusta anche per provare il marchio, perché altrimenti la taglia grande, oltre a costare di più, mi sembra che siano 120 ml se non ricordo male. Lo stesso discorso per la maschera. Anche questa maschera viso è 30 ml, io ho preso la maschera idratante, però poi ce n'era anche un'altra che era anti-età, diciamo, anche quella mi sarebbe incuriosita a provarla, però visto che principalmente sulla mia pelle le cose che più cerco è la pulizia e l'idratazione, ho deciso di prendere questi. Comunque sono tutti prodottini da provare, vedremo come mi ci trovo. Sono appena tornata da un giretto, praticamente dovevo andare a pagare una bolletta e quella fatta, poi frutta e verdura, e sono passata anche dal negozietto dal negozietto piccolo di alimentari a prendere la Coca-Cola, e soprattutto ho trovato il pane grattugiato. Ho preso, perché l'altro giorno che sono andata a farmi la spesa al supermercato non sono riuscita a trovare il pane grattugiato. Gliel'ho anche chiesto, ma non l'ho trovato, non c'era. Allora, visto che in questo negozietto l'ho trovato, ne ho preso anche 2 confezioni. Visto che ero lì, allora ho preso la Coca-Cola, 1,5 etto di mortadella, 2 barattoli di pane grattugiato, anche perché adesso, specialmente qui nella verdura, o polpettine oppure le melanzane, quelle impanate, lo uso, per cui ne ho preso. E qui ho preso anche i 2 croissant. E non sono passata dal pesce, perché di solito quando vado a frutta e verdura acquisto qualcosa anche dal pesce, però l'ho saltato per il fatto che in frigo c'ho un pezzetto di pancetta affumicata che mi va bene per fare una pasta e la devo utilizzare entro pochi giorni perché altrimenti scade. Poi in frigo un'altra cosa che non ha una lunga scadenza, c'è quel ragù alla bolognese di quelli che si trovano sul reparto frigo, mi sembra che sia di Giovanni Rana se non sbaglio come marchio, per cui anche quello non ha una lunga scadenza e per cui mi devo adeguare. Sì, ho rinunciato al pesce per utilizzare quelli. Adesso vi faccio vedere qui cosa ho preso
dal fruttivendolo. Allora, beh, questi sono i guanti. Allora, dal fruttivendolo ho preso pomodorini, poi di qua le 2 melanzane, di qua 3 mele e di qua i fagiolini. Poi ho preso l'insalatina, fragole, asparagi e per finire un cappuccio che era scritto che sono di nuova produzione. Vediamo se è più buono di quelli che ho trovato fino adesso. Questa è la cena che sto preparando questa sera. Qui ho fatto il sugo con 2 zucchine, un pezzo di pancetta affumicata che l'ho tagliata a quadrettini, un po' di porro e una vaschetta di tonno. Di qua c'è la pasta che sta cucinando e di qua ho preparato anche il pane grattugiato leggermente rosolato e insieme al grana lo spargo sopra. Ho appena finito di stirare le camicie qui di lavoro e adesso le posiziono nella cabina armadio nel loro posto. Ed eccomi qui nel loro scaffale. Adesso ho alcune cose da fare al computer e poi dovrei mettere in funzione una lavatrice. Una lavatrice di mutande sta per partire, l'ho appena messa in funzione, mentre di qua poi c'ho un'altra lavatrice da fare che sono le magliette da sottocamicia di lavoro di Davide. E dopo aver svuotato la lavatrice con le mutande messe ad asciugare e preparato un'altra lavatrice fatta partire, adesso mi occupo della cena e volevo prendere gli asparagi che ho preso ieri e pulirli praticamente. Qui gli pelo l'esterno e li metto a cuocere in vapore con le uova sode.
Oggi ho preparato la torta yogurt mela, nel senso che l'impasto è quello della torta allo yogurt, mentre sopra ci ho messo una mela messa così. Praticamente ho usato 2 vasetti di yogurt che ci ho messo questo qui di Marrakesh della Mule. Ho utilizzato entrambi i vasetti. Poi ci ho messo 2 vasetti di farina, 2 uova, ve lo faccio vedere qui, più o meno un quadrettino così di burro, un vasetto misurando con i vasetti dello yogurt ci ho messo un vasetto di zucchero, un cucchiaino di aroma, questo qui alla vaniglia, però ne ho messo un cucchiaino scarso perché ci ho aggiunto anche 2-3 gocce di limone, un cucchiaino di lievito bello pieno, un po' di sale, e poi l'impasto lo vedevo un po' denso e ci ho aggiunto del latte per renderlo più morbido. Poi sopra ci ho messo queste mele. Non mi ricordo se vi ho detto il sale, comunque ci ho messo anche un pizzico di sale sempre nell'impasto, e qui le mele le ho cosparse di zucchero sopra. Il forno l'ho preriscaldato a 150 gradi, ma ci aumento la temperatura perché anche l'altra volta l'avevo messo a 170 gradi, e come orario metto 30 minuti intanto, che dovrebbero anche bastare sia per la cottura che per la doratura sopra. Comunque ci tengo d'occhio, ma intanto l'ho preparato così. E qui dentro c'è la mia tortina. Qui devo un attimo pulire da questi schizzi il forno, però vi devo dire che faccio fatica a toglierli. Quando la luce è spenta, che ho il forno spento, non si notano. Accendo il forno e si notano queste righe. Questo è il risultato del dolce. In tutto il forno l'ho tenuto 40 minuti, però come vedete, di gusto è buona, però come vedete la pasta qui è cotta, ma sotto dove ci sono sopra le mele, se riesco a parlare ve lo dico, dove ci sono sopra le mele è rimasta come la pasta così umidiccia, cioè per carità è diventata come è lievitata perché schicciandoci il dito ritorna, però è come gommosa così. Diciamo che mi è uscito così questa volta questo dolce. Ieri sera, dopo più di 2 mesi, abbiamo deciso di mangiare pizza. L'abbiamo presa da asporto, praticamente abbiamo telefonato, fatto l'ordine, poi con guanti e mascherina si è potuti andarla a prendere, e questi sono gli avanzi. Allora, una era con salamino, cipolla e salsiccia, mentre questa qui la chiamano tirolese, c'ha il Worcester e lo speck. Ed ecco arrivato il pacco da parte di Pinaglia. Allora, questo è il prodotto che ho acquistato pagandolo. Questi sono i campioncini che mi hanno dato. Ho preso per la prima volta l'Estée Lauder Advanced Night Repair. Di questo siero ci sono moltissime recensioni positive. Ho avuto l'occasione di provarne una boccetta piccolina. Vi dico che mi è piaciuto, per cui ho deciso di prendere questa boccetta, che sarebbe la più piccola, quella da 20 ml, e vista l'occasione che era scontato ho deciso di prenderlo, perché questo prodotto veramente a prezzo pieno è abbastanza costoso e non ne avevo molta voglia di prenderlo, diciamo. Poi ho visto questa super offerta e ho deciso di prendere questo qui piccolino. Questi sono invece i campioncini che mi hanno lasciato: il profumo Guerlain Moon, questa crema della Bioterme, questo campioncino della Lancôme di fondotinta il Tend Indol Ultra Water Nude. Anche questo qui è molto interessante, anche questo fondotinta. Per quanto riguarda la mia crema serale, di solito utilizzo questa.
Ho deciso di aggiungerci questa, vi dico un discorso che mi sono fatta, adesso poi non so se faccio così, giusto per rendermi conto sul come utilizzare questo prodotto. Ho pensato di utilizzarlo al sabato e alla domenica sera questo, mentre durante la settimana questo qui, giusto per utilizzarli entrambi. Ma comunque di questo ho visto delle recensioni in cui lo utilizzano anche al mattino prima di mettersi la crema idratante, per cui anche se qui è scritto che sarebbe da utilizzare solo alla sera, ho visto delle recensioni che lo utilizzano anche al mattino. Io personalmente penso di utilizzarlo solo alla sera, perché al mattino ho sempre una crema di Kiehl's che utilizzo quella, per cui per il momento mi regolo così. Anche se posso ritornare a fare la spesa fuori comune, visto che oggi ho da caricare anche un video, ho deciso di ritornare qui al Famila. Per il momento sono le 8 di mattina, avevo paura di trovare la solita colonna, però visto che la gente ha iniziato a lavorare, c'è meno, almeno adesso sono le 8 e non c'è nessuno davanti alle porte, per fortuna, così aspetto un attimo in macchina seduta senza dover scendere e stare davanti al supermercato in piedi. Ed eccomi tornata con la spesa fatta. Sono riuscita sempre al Famila a prendere anche queste piantine, visto che non costavano all'una 1,50 €, anche meno mi sembra, erano in offerta perché forse sono un paio di giorni che le avevano dentro i negozi e hanno deciso di metterli in offerta. Di là invece ci ho fatto la spesa, adesso allora vi faccio vedere. Allora qui ho preso 2 piantine di salvia, una piantina di, come si chiama, rosmarino, una di basilico, e questa qui è una pianta fiorita che ho deciso di metterla dove ho io la stanza che uso il computer, tra virgolette lo chiamiamo ufficio, e sul balcone ho deciso di mettermi questa piantina, visto che non ci batte il sole direttamente, penso che possa anche resistere, perché in teoria questa pianta non credo che ami molto il sole diretto. Poi come cibo, allora di qua ho preso il mio solito pollo allo spiedo, di quelli allevati a terra, perché ho iniziato a mangiarlo con il panino dell'hamburger e ci faccio il panino con questa carne. Vi devo dire che a me piace molto, ci aggiungo una sottiletta, per me è la cena perfetta. Allora poi iniziamo di qua a svuotare anche il sacchetto. Qui ci ho preso anche 2 Coca-Cola. Allora ho preso un croissant al pistacchio, 6 uova, questa volta ho preso le naturelle, vediamo se sono quelle bianche. No, mi scocciava aprirli in negozio, ma no, quelli che hanno la buccia bianca non è che mi piacciono molto, preferisco queste. Non è che abbiano un gusto diverso come uova, è proprio una questione estetica. Sono talmente abituata ad averle di questo colore che vederle bianche mi sembra un po' strano. Di qua ho preso del pane, 2 tipo ciabattine, le patatine Eldorada Mica Chips. Questa volta ho cambiato Wooster, ho preso questi qui. Vediamo se, mi sembra di averli già assaggiati, però Made in Germania di solito loro sono più esperti nel fare il Wooster e ho deciso di prendere questi. Ho preso, visto che c'era, un'altra confezione di aroma alla vaniglia. Vi devo dire che questo aroma lo trovo molto utile, molto interessante, mi piace di più rispetto alle fialette Pane Angeli, se non sbaglio la marca. Questa vaniglia fatta così mi soddisfa di più. Poi una scatola di cioccolatini assortiti della Lindor, era la penultima confezione, io ho preso questa, ne è rimasta un'altra in negozio, se no poi anche quelli stavano per finire. Ho preso i fiocchi freschi, questi qui della Iocca, che con la verdura mi piacciono, e sempre per mangiare con la verdura ho preso anche le mozzarelline. Poi ho preso salsa tonnata della Selex, che devo dire che è anche buona.
Il tè ho preso questo, ne ho prese 2 confezioni, se ritrovo, eccole qui, queste sono le 2 confezioni di tè che ho preso, che non sono, questi hanno, cioè cosa, stavo pensando se sono più sui frutti rossi e questi più sugli agrumi, ma non mi sembra. E comunque ho preso questi questi e questi. Questa è la collezione Temptation, questa è la collezione Pleasure, visto che c'erano entrambe le ho prese entrambe. Ho preso un balsamo della Garnier che non lo metto sempre tutte le sere, però una sera sì e una sera no, metto il balsamo che mi trovo meglio, per cui ho preso questo qui. Poi ho preso questo pepe misto in grani, sempre del marchio Selex, che ha anche il suo macinino. Non poteva mancare una zuppa di questi qui agli asparagi. Poi un'altra cosa che ho trovato buona, che ho già assaggiato e visto che l'ho trovata buona ho deciso di prendere, è stato questo ragù fresco di Giovanni Rana. Ho preso sia la bolognese, vorrei farvi vedere anche subito anche l'altro, eccolo qui, e questo qui ai funghi porcini. E vediamo, questo bolognese assaggiato buono, questo qui ai funghi porcini non lo so. Come doccia questa volta ho provato a prendere il Palmolive, questo alla vaniglia. Qui in riferimento ai capelli ho preso questo shampoo qui, pulito e brillante, sempre del stesso marchio Garnier Fructis. Degli affettati, allora ho preso una confezione di sandagliere, una di mortadella e una di prosciutto cotto. Le mozzarelline, queste qui, i bocconcini di mozzarella di bufala, li ho presi anche la scorsa settimana, mi sono piaciuti e li ho ripresi. Qui ci dovrebbe essere un etto di pancetta stufata, una confezione di formaggio, quello sul morbido, che mi va bene anche da utilizzare come toast o anche sul panino dell'hamburger. Ho ripreso questo qui che sarebbe il burro d'arachidi di questo marchio, perché l'ho trovato buono. Vi dico che quello che è aperto da una quindicina di giorni saranno, sono già a questo livello, per cui l'ho ripreso. Poi beh, questa qui ho ripreso, volevo andare che qui fuori comune c'è la Buffetti che vende carta così, però visto che l'ho vista l'ho presa, anche perché devo andare a prendere la carta per la stampante e anche le ricariche, ma devo fare un po' di conti di che ricariche prendere. Nel frattempo ho preso questi fogliettini colorati che io di solito mi scrivo la spesa, quello che eventualmente devo fare durante la giornata, io lo tengo scritti su questi foglietti. Di qua ho preso queste mazzancolle in sour, chissà se sono buone, di solito le prendo in pescheria, però in pescheria non sempre le fanno e mi scoccia dire preparamele, perché io di solito o al giovedì o al venerdì vado in pescheria e quello che è pronto di solito lo prendo, e di sempre parlando di solito ha il sugo per la pasta, quello è una cosa che tiene spesso, ma queste qui non sempre, per cui prima della chiusura le facevo quasi ogni giorno, ma poi dopo questo macello che è successo ho smesso di farle, per cui ho deciso di provare questi della Fabia. Come dolci ho provato a prendere questi bocconcini dovrebbero avere di mirtilli, scusate, lamponi devono essere questi frutti, per cui vediamo se sono buoni. 2 confezioni di latte di Parmalat, questi qui piccolini, e di qua allora poi ho preso la Simmental e questo pezzo di formaggio che è l'Asiago, quello con la buccia nera. Per questa spesa che avete visto ci ho dato 100 euro alla Famila. Volevo andare nel solito
nel solito supermercato dove andavo prima di tutto questo, che è però in comune di Castelfranco. Lo so che si può andare, però dovevo passare da Castelfranco a da Castelfranco a Vedelago per caricare il video, perché erano 3 giorni che ci provavo e non mi si caricava, per cui ho pensato faccio tutto un giro, visto che da Vedelago, dalla Famila di Vedelago al parcheggio dove mi fermo per caricare i video sono 2 minuti di strada, 3 minuti per la grande, perché devo passare anche un semaforo, se no faccio veloce ad arrivarci, perché ho deciso di rimanere in zona per questa volta. Comunque mi devo ancora abituare a riprendere l'andamento di muovermi tranquillamente dappertutto. Ok, io adesso per questo vlog vi saluto qui, ci vediamo al prossimo video, ciao!